titolo del mio intervento è Nuovi modelli organizzativi dalla responsabilità sociale al valore condiviso. Allora, io per introdurre questo argomento vorrei portarvi 1, 2, 3, 4, 5 esempi di cosa vuol dire oggi assumersi delle più che delle responsabilità, compiere delle azioni o prendere delle decisioni o, se volete, organizzare dei processi interni o dei processi di business, ponendosi nell'ottica della responsabilità sociale e di condividere il valore. Vi porterò questi 5 esempi, prima parte. Seconda parte proverò a mettere in evidenza in che modo questo approccio non è un approccio estemporaneo, ma si inserisce in un quadro generale di cambiamento della concezione di impresa, e poi chiuderò il ragionamento ritornando per un attimo ai modelli organizzativi, o meglio al modo con il quale le organizzazioni, le imprese si organizzano per operare in questa direzione. Bene, partiamo con i 5 esempi che danno evidenza del significato di nuovi modelli organizzativi. Primo esempio. Questa è un'azienda di Valdagno, è anche una B Corp, è una società benefit, è un'azienda che lo scorso settembre 2020 per la verità, non 2021, lancia il cosiddetto banchetto piano, e questo banchetto piano è un progetto realizzato dai collaboratori e dalle collaboratrici di questa azienda. I collaboratori e le collaboratrici ci mettono il tempo, usano le risorse dell'azienda, l'azienda ci mette il materiale. Il progetto, una volta elaborato, viene reso di pubblico dominio, nel senso che viene regalato a chiunque lo voglia copiare, e cosa realizzano? Realizzano appunto un banchetto che può contemporaneamente essere un banco da scuola, trasformarsi in un appoggia libri, appoggia oggetti, o essere una sedia. Questo oggetto è stato pensato per permettere alle scuole, nel caso specifico di Valdagno, di poter aprire. Eravamo a settembre 2020, stavamo aspettando i banchetti con le rotelline per muoversi dentro le aule. L'obiettivo era permettere alle scuole di poter aprire in sicurezza, avendo un oggetto ispirato alle logiche della sostenibilità, quindi diversamente utilizzabile e reso disponibile dall'intelligenza delle persone, dal loro saper fare, dal tempo delle persone e dai materiali e gli impianti messi a disposizione gratuitamente da parte dell'azienda. Primo esempio di cosa vuol dire responsabilità sociale e valore condiviso. Secondo esempio, qui faccio anche nome e cognome, visto che ne avevo già parlato in un altro contesto, la pasticceria Filippi, azienda di Zanè, B Corp e società benefit, che fa parte della filiera del food, una filiera del food dove c'è un'impresa leader che dice a tutta la sua catena di fornitura, mettiamola così, alla sua rete distributiva più correttamente, care aziende, se voi volete operare con me, se volete lavorare con me, il vincolo è che incorporiate in maniera completa e sostanziale l'approccio alla sostenibilità e ridisegnate i vostri processi interni in modo tale da rendere la vostra azione coerente con i principi della sostenibilità ambientale, ma anche della sostenibilità sociale. Questa azienda, ad esempio, è un'azienda che non solo rispetta i dettati, potremmo dire, di
organizzare i processi nell'ottica della sostenibilità ambientale, ma anche della sostenibilità sociale, in quanto erano una serie di prestazioni anche sanitarie ai propri dipendenti affinché il valore non solo economico ma anche della salute sia un valore condiviso. Terzo esempio, qui andiamo in Trentino, e sto parlando del Trentino DOC e quindi delle grandi aziende vitivinicole, ad esempio, che hanno modificato i loro approcci lungo la filiera per agire nell'ottica della sostenibilità, ma soprattutto definiscono dei protocolli di comportamento lungo tutta la filiera e lavorano solo ed esclusivamente con le aziende che sono capaci di adottare comportamenti ispirati alla logica della sostenibilità, primo elemento. Secondo elemento, essendo le aziende della filiera vitivinicola non propriamente tutte grandi aziende, ma in molti casi microaziende e in alcuni contesti anche prive delle competenze interne per interpretare in maniera adeguata la sostenibilità, cosa fanno queste aziende leader? Si fanno carico di insegnare a tutti gli attori lungo la filiera a prepararsi, a riorganizzare i processi interni in modo tale da adottare la logica di un comportamento sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista sociale. E questo è il terzo esempio. Quando parliamo di modelli organizzativi, responsabilità sociale e valore condiviso, però non ci limitiamo a processi organizzativi che hanno a che fare con ridurre, annullare o limitare l'impatto ambientale. Ci riferiamo anche ad altro. Questa è un'azienda della bassa padovana, mettiamola così, anzi al confine tra la bassa padovana e la provincia di Venezia, che ha recentemente introdotto un sistema di welfare che riconosce il bonus famiglia non solo per le persone che contraggono matrimonio classicamente inteso, ma anche per l'unione civile. Una seconda decisione di questa azienda è organizzare il proprio sistema di welfare riconoscendo il bonus bebè, il bonus nascita, non soltanto quando i bimbi nascono veramente all'interno di una coppia, ma anche quando si adotta e in maniera tale da permettere a tutti, a prescindere dalle loro, diciamo, possibilità concrete di avere figli, di accedere a questo valore, a questo bonus nel caso specifico. Ultimo esempio, un'azienda della provincia di Reggio Emilia che ha una precisa strategia per la sostenibilità e sta ridisegnando tutti i processi interni nell'ottica della sostenibilità. E cosa fa per mettere in pratica questo orientamento, oltre agli aspetti prettamente di sostenibilità ambientale? Riconosce ai propri collaboratori e alle proprie collaboratrici che investono tempo per attività di volontariato a impatto sociale, bene, riconosce che questo tempo nel pacchetto di welfare e quindi concettualmente che cosa fa? Investe delle risorse permettendo alle proprie maestranze di dedicare del tempo, dell'intelligenza e del lavoro al bene comune. Ecco, allora, 5 esempi che hanno a che fare con il sistema di welfare, con la riorganizzazione delle attività interne, con la riorganizzazione delle attività lungo la supply chain, che ci aiutano a dare, che dovrebbero aiutarci, che a me aiutano, che spero aiutino anche voi, a dare un contenuto gestionale e non ideologico al tema quali sono i nuovi modelli organizzativi che servono per esplicitare il contenuto di responsabilità sociale e per passare a una condivisione equilibrata, ovviamente, del valore non soltanto tra chi rischia la proprietà dell'impresa,
non soltanto con chi contribuisce al valore internamente, le maestranze, ma anche con gli stakeholder esterni e più in generale con la comunità. L'esempio del banchetto piano piuttosto che l'esempio di questa azienda di Reggio Emilia penso siano sufficientemente autoesplicativi per dire cosa significa condividere il valore non solo con gli stakeholder diretti, mettiamola così, che hanno a che fare un po' con l'azienda, ma con la comunità di riferimento che magari con quell'azienda non ha nessuna relazione di alcun tipo. Bene, allora questo modo di comportarsi ha dei precedenti, non è nato ieri, non è nato in Italia e fa parte, se volete, del modo di interpretare il lavoro imprenditoriale. C'è però un'azienda e un nome iconico, se volete, che riassume tutto questo e che è il caso di Patagonia. Tra le altre cose, questo libro che riassume, che vi consiglio da certi punti di vista, che vi consiglio è la narrazione in termini di business dell'evoluzione di Patagonia, che nasce, ha nel suo DNA l'idea da un lato della responsabilità sociale e ambientale, dall'altra della condivisione del valore con le comunità in cui l'azienda opera. Il libro è stato tradotto, tra le altre cose, da un'azienda di Portogruaro, che è Ediciclo Editore o Ediciclo Nuova Dimensione, e quindi insomma a significare anche, se volete, un impegno da parte di questo territorio, del nostro territorio, di sostenere questo orientamento imprenditoriale anche con investimenti di ambito culturale. Bene, allora, dai 5 esempi all'impresa iconica, Patagonia, alla teoria. Ora, dietro questo movimento non c'è soltanto, se volete, esperienza gestionale, c'è dello studio. Dietro questo modo di interpretare il lavoro imprenditoriale c'è il concetto, c'è un duplice concetto. Da un lato il concetto di organizzazioni ibride, che è questa parte della slide, dall'altro il concetto di purpose driven organization, cioè di imprese guidate da un purpose, che non è soltanto cosa faccio, ma anche come lo faccio. E c'è l'introduzione del concetto di quarto settore, che è la convergenza del for profit e del non profit e dell'impresa pubblica, sostanzialmente, e c'è il concetto di organizzazioni ibride, scusate, sì, di organizzazioni ibride o di organizzazioni che agiscono, che sono guidate dall'obiettivo di generare un beneficio. Ecco, allora, i 5 esempi, l'impresa iconica, il concetto teorico. Il concetto teorico è, da un lato, l'organizzazione ibrida, dall'altro l'organizzazione o le imprese for benefit. Allora, le organizzazioni ibride e poi più in dettaglio le for benefit firms o enterprises altro non sono se non delle imprese che ridefiniscono il proprio modello di impresa e il modello organizzativo per assumersi degli impegni, responsabilità sociale e per condividere una parte del valore che generano. Andiamo velocemente avanti. Queste imprese assumono nel nostro paese 2 vesti. La prima veste è la veste della certificazione B Corp. La certificazione B Corp altro non è se non una certificazione, come la certificazione di qualità, che dimostra che l'impresa interpreta in maniera adeguata al proprio interno governance, gestione del personale, processi organizzativi
e nei confronti dell'esterno, stakeholder, interpreta in maniera efficace il concetto di responsabilità sociale e il concetto di condivisione del valore. Il movimento in Italia è nato 5-6 anni fa, importato dagli Stati Uniti, ma importato e non scimmiottando gli Stati Uniti, ma dando un contenuto, se volete, anche all'italiana. Il secondo strumento attraverso il quale le imprese interpretano la responsabilità sociale e la condivisione del valore non è la certificazione, ma è la forma giuridica società benefit. È verosimile che alcuni o molti di voi ne sappiano, ne conoscono già il contenuto. La sostanza, provo a sintetizzare il concetto chiave della società benefit. La società benefit, mentre la certificazione è un soggetto terzo che verifica che la mia organizzazione interna è capace di raggiungere i due obiettivi, interpreta correttamente la responsabilità sociale, condivide in maniera adeguata, ragionevole una parte del valore, ecco, questa è la B Corp, la certificazione. La forma giuridica società benefit vuol dire che nel DNA della proprietà dell'impresa c'è l'idea che l'impresa non nasce per generare valore solo per gli stakeholder interni, o meglio, una parte degli stakeholder interni, la proprietà, ma è un'impresa che ha nel suo DNA, nel suo codice genetico originale o modificato, perché ci sono aziende che sono diventate società benefit dopo essere nate come società for profit, diciamo, hanno nel loro DNA e cristallizzano nello statuto dell'impresa l'idea che responsabilità sociale e condivisione del valore sono elementi costitutivi della strategia dell'impresa stessa. E allora quei 5 esempi di cui vi ho parlato all'inizio sono 5 espressioni di come con la certificazione, con la forma giuridica, ma in alcuni casi anche senza questi due elementi come modus operandi, sono dei modus operandi che danno evidenza di questa convergenza di cui vi ho parlato prima. E la convergenza è la convergenza verso le organizzazioni ibride che, come vi ho detto, derivano dalle imprese for profit che lentamente si allontanano dal profit puro, ma anche le imprese non profit che più o meno lentamente, pur mantenendo fede all'orientamento non profit, entrano nell'idea che ci deve essere una ibridazione tra i due mondi. Le società o le aziende for benefit, quelle che hanno la certificazione B Corp o quelle che nascono come società benefit, sono tendenzialmente organizzazioni for profit che rimangono, se vogliamo usare un termine politico, la scelta di campo è rimango un'organizzazione for profit, ma sono ibridato con meccanismi organizzativi che aiutano l'impresa a farsi carico di istanze esterne e di natura sociale, ambientale o di sviluppo dei territori. Un ultimo tema, ho esaurito i miei 20 minuti, ne rubo ancora uno. Un ultimo tema che è collegato a questo modo di interpretare l'agire d'impresa, un ultimo aspetto interessante è che questa evoluzione porta con sé un nuovo atteggiamento da parte delle imprese all'interno, ma soprattutto verso l'esterno, o meglio, all'interno e anche verso l'esterno. Queste sono 2 pagine di giornale che il movimento delle B Corp comprò, prima quello rosa, prima delle elezioni del 2018, dove le imprese, pagandosi, questi sono i nomi delle imprese, pagandosi la pagina sui quotidiani nazionali,
ha detto queste imprese, queste 20-25 imprese, hanno detto alla classe politica, dovete dichiarare dentro i vostri programmi che presentate per essere votati qual è l'impegno che permette nei confronti dello sviluppo sostenibile. Ecco, responsabilità sociale vuol dire anche questo, imprese che si fanno carico di chiedere o di dichiarare queste cose, da un lato, dall'altro imprese che si pagano queste richieste e quindi in questo caso condividono il valore che hanno generato, promuovendo un'attenzione, una sensibilità che prima non c'era. Sulla parte di destra invece abbiamo l'altra pagina che è stata comprata a settembre 2019, se non ricordo male, tra il Conte 1, governo Conte 1 e il governo Conte 2, anche in questo caso di fronte a uno stallo che poteva impattare nel periodo del successo dei Friday for Future, le imprese B Corp dicono noi non possiamo non prendere posizione e portare avanti la nostra idea di sviluppo sostenibile. L'altro aspetto, secondo e chiudo, che accompagna questa evoluzione è non tanto diciamo, non tanto la disclosure che già conosciamo, che non è stata inventata da queste aziende, ma le aziende che assumono questo orientamento si impegnano anche, prendono degli impegni nei confronti degli stakeholder esterni, nei confronti delle maestranze e annualmente dichiarano gli obiettivi e poi dichiarano i risultati raggiunti. Allora queste relazioni di impatto, che sono un modo moderno, oserei dire da terzo millennio, per fare della responsabilità sociale una strategia e quindi dichiarare gli obiettivi e misurare gli obiettivi quando sono stati raggiunti e quando non sono stati raggiunti e quindi dimostrare anche qual è e quant'è il valore condiviso e verso chi questo valore è stato portato. Io avrei anche finito, ho consumato ben 3 minuti in più dei 20 che mi sono stati dati, quindi il 15%, e direi che posso concludere. Ringraziamo